Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La squadra mobile di Palermo ha arrestato un pluripregiudicato di 49 anni a seguito di una rapina commessa lo scorso 2 novembre ai danni di un'anziana di 85 anni. La donna aveva prelevato la propria pensione in un ufficio postale quando è stata seguita fino a casa dall'uomo che l'avrebbe aggredita alle spalle facendola cadere per una rampa di scale per sottrarle quasi 700 euro. L'uomo è stato riconosciuto dalla polizia attraverso le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. La polizia ha arrestato un giovane catanese per truffa e traffico di influenze illecite perpetrato ai danni degli utenti dell'ufficio passaporti della questura di Catania. In particolare la squadra amministrativa ha notato il giovane mimetizzarsi tra le file degli utenti in attesa di accedere allo sportello per avvicinare e adescare coloro che ingenuamente si affidavano a lui per ottenere un passaporto in tempi brevi. La prassi adoperata dal truffatore era quella di millantare conoscenze presso l'ufficio della questura, spiegare che grazie ai propri servigi l'utente non avrebbe dovuto fare altro che versare la somma di 150 euro a lui e che nel giorno e nell'ora fissati avrebbe ottenuto l'ambito documento di viaggio. Ci spostiamo adesso a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e cocaina. Dopo svariati appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno individuato un immobile in pieno centro storico in cui il giovane risiedeva. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 1,60 kg di droga tra hashish e marijuana. Ora a Giardini Naxos, nel Messinese, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane del luogo e un uomo di nazionalità marocchina scovati in un appartamento che fungeva da base logistica per lo spaccio di droga. Grazie all'ausilio delle unità cinofili, i militari hanno rinvenuto oltre 50 grammi di marijuana e circa 30 dosi di cocaina, un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza e materiale vario per il confezionamento delle singole dosi. Durante l'operazione altri 2 giovani, un 35enne originario della provincia di Catania e una donna di 44 anni, sua vicina di casa, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.